Ciao, sono sempre Nicoletta Todesco e anche oggi ti propongo un argomento molto carino all'interno della My Life School. Oggi ti parlerò di bisogni umani. Quali sono i nostri bisogni? Al di là dei classici bisogni di Maslow, dei bisogni fisiologici, ci sono dei bisogni psicologici, emotivi, dei bisogni della nostra anima che è importante che tu possa conoscere. Perché se nel tuo lavoro, se nel tuo rapporto di coppia, se con le tue amicizie, tu soddisfi tutti questi bisogni, sei sereno, sei felice. Se non è così, sarà importante per te comprendere dov'è l'inghippo, dove c'è qualcosa che non è così fluida e positiva. Il primo bisogno umano è la sicurezza. E ti faccio una domanda, cosa si intende per sicurezza? Ognuno ha un suo accesso, ognuno ha un suo punto di vista, ognuno ha un suo modo di definire la sicurezza. Cosa ti rende sicuro? Cos'è che ti permette di sentirti sicuro? Ad esempio, ti voglio fare un mio esempio e prendo come punto di riferimento il mio lavoro. Io adoro il mio lavoro perché mi fa sentire sicura. Cos'è che mi fa sentire sicura nel mio lavoro? Le competenze che ho, le conoscenze che ho, la passione che ci metto, quanto mi piace fare ciò che faccio. E la domanda successiva è: quale veicolo utilizzi per soddisfare il bisogno di sicurezza? Quindi, cosa ti rende sicuro e qual è il veicolo, qual è il mezzo di trasporto che utilizzi per sentirti sicuro? Perché ci sono dei veicoli a bisogni positivi e ci sono, ahimè, dei veicoli a bisogni che sono molto negativi. Ti faccio un esempio concreto. Ci sono delle persone che per sentirsi sicure hanno la necessità di avere il controllo, di controllare tutto e tutti. Una domanda: la sicurezza attraverso il controllo, secondo te, viene raggiunta in modo positivo? Il veicolo controllo per ottenere il bisogno sicurezza è un veicolo positivo, incisivo? O quale altro veicolo positivo potresti utilizzare per ottenere la sicurezza? Il controllo, abbiamo capito, forse non essere così tanto positivo. La conoscenza, la cultura, la consapevolezza, la crescita, cos'è che ti fa sentire sicuro? Il secondo bisogno umano è, ahimè, l'insicurezza. Ora te lo spiego, te lo motivo. Meglio detta varietà. Cosa significa? Se tutto è troppo sicuro, è vero o no che ti annoi? Quando tutto è troppo certo, quando tutto è troppo determinato, quando tutto è troppo definito, ti annoi. Quindi l'essere umano ha bisogno anche di variare, l'essere umano ha bisogno di avere nuove cose, l'essere umano ha bisogno di sorprendersi, di stupirsi delle cose, di avere della varietà. Per quanto io possa amare i dolci, e sono veramente golosa di dolci, dopo un po' se mangiassi sempre i bomboloni alla crema, ogni giorno, tutte le ore, quel dolce inizierebbe a non piacermi più. Abbiamo la necessità di variare. Cos'è il veicolo che ti porta alla varietà? Che veicolo utilizzi per variare? Ti faccio un mio esempio sempre sul lavoro. Cos'è che mi dà sicurezza nel lavoro? Il fatto di conoscere, il fatto di aggiornarmi, di avere sempre una nuova voglia di mettermi in gioco. E adoro il mio lavoro perché mi dà anche varietà. Conosco sempre nuove persone, tengo corsi dai manager alle scuole, ai privati, quindi ho veramente una varietà molto eterogenea di persone. E tu? Attraverso quale veicolo soddisfi la varietà? Il terzo bisogno umano è l'importanza. Cosa ti fa sentire importante? Qual è il veicolo che tu utilizzi per sentirti importante? Ci sono dei veicoli negativi all'importanza come la depressione. Ci sono delle persone a volte che per sentirsi importanti hanno la necessità di attirare l'attenzione, di essere sempre al centro dell'attenzione e qualcuno utilizza il veicolo della depressione come mezzo per ottenere importanza. Tu invece, cos'è che ti fa sentire importante? Cos'è che ti fa sentire importante nella vita delle persone con cui interagisci, nella vita dei tuoi colleghi, nella vita delle persone che ami? Che veicolo utilizzi per raggiungere l'importanza? Torno al mio esempio lavoro. Perché mi sento importante? Perché comunque sai che tocchi gli animi delle persone, perché comunque so che grazie magari a qualcosa che trasmetto posso lasciare un segno nelle persone e questo mi fa sentire importante. Poi c'è un quarto bisogno che è quello della connessione. Connessione o legame.
Cosa ti fa sentire connesso? Quali sono i veicoli che utilizzi per sentirti connesso? Connesso alle persone, connesso ai colleghi, connesso alle persone che fanno parte della tua vita. Anche qua c'è un veicolo negativo, perché anche qui ci sono persone che utilizzano il senso di connessione attraverso il ricatto emotivo. Se tu non stai con me, allora io, pensa, e tu utilizzi un veicolo negativo o positivo? Tornando al mio esempio personale, perché adoro il mio lavoro? Perché mi fa sentire connessa con le persone con cui interagisco, mi fa sentire in legame con le persone, mi fa sentire che comunque con quelle persone crei un rapporto di fiducia e di rispetto. Questi sono i 4 bisogni psicologici, poi ce ne sono 2 altri bisogni e sono i bisogni spirituali. Il primo bisogno spirituale è questo, la crescita. C'è un principio della natura molto molto bello che dice o cresci o muori, o cresci o muori. Poi attento, spesso l'essere umano ha una via di mezzo che è quella della sopravvivenza. Anche qui rifletti, stai crescendo, sei fermo o stai sopravvivendo? Cos'è che ti fa crescere? Che veicolo utilizzi per la crescita? Non so, leggere un nuovo libro, ne abbiamo tanti qui dietro, frequentare un seminario, fare un nuovo viaggio che ti possa arricchire personalmente, culturalmente. Cosa ti fa crescere? Qual è il tuo veicolo che ti permette di essere nel mondo della crescita? E poi c'è l'ultimo bisogno che è quello del contributo. Sei d'accordo con me che se non sentiamo che stiamo contribuendo alla vita delle persone, se sentiamo e non sentiamo che stiamo lasciando un segno nella vita delle persone che interagiscono con noi, forse la sensazione che c'è nel tempo è di vuoto. Cosa fai per contribuire? Qual è l'azione che fai ogni giorno per lasciare comunque una traccia nell'anima delle persone che interagiscono con te? Qual è il veicolo che utilizzi per raggiungere il senso di contributo? Torno al mio esempio. Il mio esempio, nel mio lavoro sento che cresco ogni giorno perché interagendo con persone diverse, avendo a che fare con realtà diverse, c'è sempre una sorta di messa in gioco perché da ognuno prendo un pezzettino, ognuno delle persone con cui interagisco mi lascia un pezzo d'anima. E da questi esempi di vita posso trarre che cosa? Insegnamento, posso trarre degli stimoli. E mi sento di contribuire perché il fatto di comunque poter toccare le persone e toccare il cuore delle persone oltre che la mente ti fa sentire di contribuire. A parte questo, che contributo dai? Al di là di questo, sappi che un consiglio che ti do, una piccola parte di quello che guadagni può essere tanto poco, non è importante, sarebbe interessante darla a chi può meno di noi, perché ti dà l'idea di dire ok, crea abbondanza, perché se sei nell'abbondanza mentale, psicologica e anche finanziaria, l'abbondanza arriva. Qual è il wireless che tu attivi? E attraverso quali mezzi soddisfi questi bisogni? E ancora l'ultima domanda, nel tuo lavoro, nella tua vita, questi bisogni sono soddisfatti? Attraverso veicoli positivi o attraverso veicoli negativi? E cosa puoi fare da oggi per agire in modo propositivo per soddisfare tutti questi bisogni attraverso dei veicoli positivi? A te la risposta e l'unico modo per fare in modo, scusa il gioco di parole, che queste mie parole lasciano un segno è conoscere e non solo. Ora sta a te agire. Scrivi questi bisogni, scrivi quali sono i veicoli che utilizzi e agisci. Agendo potrai ottenere dei risultati che forse non immagini neanche. E buone azioni da Nicoletta e dalla My Life School. Alla prossima, grazie!